Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Sicilia Express anche a Pasqua, torna il treno speciale della Regione per i fuorisede con biglietti a costi contenuti per combattere il caro voli. I sindaci dei comuni siciliani fanno fronte comune per aiutare Niscemi dopo la frana che ha devastato il territorio. Tra le richieste stop per i cittadini al pagamento di IMU e Tari. Le piogge torrenziali hanno causato frane a Motta Saccamastra, dove è crollata anche la provinciale, isolando il paese, e Savoca. A Catania ripercussioni sul manto stradale con nuove buche in diverse vie. Antonello Montante concorda la pena. L'ex leader di Confindustria, condannato per corruzione, non tornerà in carcere. Ponte sullo Stretto, il TAR respinge il ricorso di ambientalisti e comuni. No a Catania, capitale italiana della cultura 2028. Il sindaco Trantino convoca associazioni e operatori culturali. Il dossier andrà avanti. Calcio, qui per sognare, sono le prime parole di William Viali da allenatore del Catania. Il nuovo tecnico ha indicato la strada verso i play-off. Calcio, il Palermo stecca al Barbera, solo 2-2 contro la Juve Stabia. La squadra di Inzaghi si fa rimontare, non approfitta del pari del Monza. Bentrovati. Anche a Pasqua i fuorisede potranno utilizzare il Sicilia Express, il treno messo a disposizione della Regione con costi contenuti, e tutto questo per evitare o comunque cercare di limitare i danni del caro voli. Sentiamo Manlio Viola. Torna per il secondo anno consecutivo il Sicilia Express di Pasqua, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana insieme a treni turistici di Trenitalia per il rientro dei siciliani che vogliono trascorrere le feste in famiglia, un modo per contrastare il caro biglietti che non riguarda soltanto gli aerei. Mentre a Natale sono stati 2 i treni, a Pasqua sarà un solo convoglio con partenza da Torino Portanuova il 2 aprile e ritorno dalla Sicilia verso il nord il 7 aprile. Per garantire il convoglio con prezzi calmierati e con intrattenimento a bordo, la Giunta regionale ha stanziato 153.400 euro di finanziamento. Il treno partirà da Torino Portanuova alle 11.50 di giovedì 2 aprile e dopo aver toccato le principali città del nord e del centro del paese arriverà a Messina alle 8.45 di venerdì 3 aprile. Da lì si sdoppierà. Alcuni vagoni proseguiranno verso Palermo dove giungeranno alle 12.05, altri verso Siracusa dove l'arrivo è fissato alle 12.30. I posti disponibili sono 550. Il costo dei biglietti parte da 29,90 euro secondo la tipologia dei posti. La vendita comincerà domenica prossima 22 marzo. Il Sicilia Express è pensato per consentire ai passeggeri non soltanto di affrontare il viaggio, ma di vivere un'esperienza che li accompagni già dal momento della partenza verso casa. Dalla richiesta di stop a IMU e Tari per le famiglie colpite fino al manifesto definito della restanza. A Niscemi i sindaci siciliani fanno fronte comune tra sostegno immediato e strategie contro lo spopolamento. Gerry Italia. Un abbraccio istituzionale ma anche un segnale operativo. A Niscemi, dopo la frana che ha segnato il territorio nelle scorse settimane, i sindaci siciliani si sono riuniti nella sala consiliare per portare solidarietà concreta alla comunità colpita. Una presenza, quella di ANCI Sicilia, che va oltre il simbolo, sopralluoghi nelle aree danneggiate e confronto diretto con l'amministrazione locale per valutare l'entità dell'emergenza. Dal campo emerge già una richiesta precisa. Abbiamo proposto intanto di bloccare il pagamento dell'IMU e della Tari nelle abitazioni bloccate dalla frana, e dall'altra parte abbiamo proposto di emendare e quindi di trasferire al comune di Niscemi le risorse perse per il mancato pagamento di IMU e di Tari. Quindi salviamo il bilancio da una parte, ma evitiamo che i cittadini che hanno perso la casa debbano essere inseguiti per il pagamento dei tributi. E proprio da Niscemi parte una proposta che guarda oltre l'emergenza, il manifesto per la restanza. Un'alleanza di tutte le forze produttive, sociali, economiche, della ricerca della Sicilia, che possano insieme elaborare proposte concrete per affrontare quello che è un tema enorme, il tema di provare a far restare i giovani. Sappiamo che è difficile, ma con l'unione di tutte le forze politiche e sociali possiamo riuscire a farcela. Un messaggio chiaro: dalla crisi si esce facendo squadra tra istituzioni e territori per evitare che tragedie come questa si ripetano e per dare nuove prospettive a chi resta.
E le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno provocato 2 frane, una a Mottacamastra che è rimasta isolata perché è crollata anche la provinciale 6 e anche un'altra frana si è avuta a Savoca. Sentiamo Roberta Lunghi. Il maltempo delle ultime ore ha lasciato il segno nel Messinese, dove le piogge hanno aggravato la fragilità del territorio. È emergenza a Mottacamastra, dove una frana ha letteralmente spezzato in 2 l'unica arteria principale di collegamento con il paese. Il cedimento improvviso di un muro di contenimento ha fatto collassare circa 40 metri della strada provinciale 6, lasciando il centro abitato in condizioni di isolamento critico. Oggi si passa soltanto da una strada alternativa stretta e precaria, inadatta ai mezzi di soccorso e ai collegamenti essenziali. Una situazione che preoccupa il primo cittadino. La cittadinanza è un po' preoccupata perché lei si immagini l'accesso ai vigili del fuoco al momento è impedito se ci fosse un'emergenza di questo tipo. E quindi come facciamo ora nei prossimi mesi? Ora andiamo verso l'estate, quindi problema di incendi. Residenti in allarme, così come gli insegnanti fuori sede che hanno paura di raggiungere il posto di lavoro. Mi ha chiamato ieri sera la presa dicendo che sono in allarme, però io gli ho assicurato che questa strada già 2 anni fa, quando ci fu l'altro evento, è stata utilizzata per gli insegnanti e quindi non capisco il motivo perché devono sempre evitare di venire a Motta perché hanno il loro lavoro qui. A Savoca, sempre nel Messinese, nel centro storico una frana ha reso necessaria la chiusura dell'area interessata con accesso vietato per motivi di sicurezza. Dal tardo pomeriggio di ieri, squadre dei vigili del fuoco di Messina ed Enna sono al lavoro per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza. La massa di fango e detriti ha travolto un furgone che era fortunatamente vuoto. Non ci sono feriti, ma resta alta l'allerta in tutta la zona. E a Catania le piogge moltiplicano le buche sul manto stradale. Sentiamo Tonino De Mana. Sono scansate una e ne ho presi 4. Come dare torto a questo automobilista che si sfoga al volante mentre percorre la martoriata via 6 aprile? Al di là del maltempo e quindi della pioggia che sicuramente aggrava un quadro già critico, Catania fa i conti con le buche stradali che somigliano sempre più ai crateri dell'Etna. Ci sono le strade proprio tutte con i buchi, forati, crateri. È allucinante. Attenzioniamo a questa cosa, signor Sindaco. Ho rotto la macchina. Sono 700 cadi e non sai se ti rialzi. Quante volte sei caduto? Tante volte, abbastanza. Situazione critica anche in piazza Galatea, dove le buche sono in agguato, per non parlare delle pozzanghere, autentici laghi che costringono i passanti a salti ed acrobazie per evitare di finire in acqua. E sott'acqua si finisce in via Palermo, dove raccogliamo lo sfogo di questo residente. La situazione è molto grave, io non posso più rientrare a casa, l'acqua è alta quasi quando un piede. E si punta il dito contro la mancata pulizia dei tombini, come dimostra questa immagine. Sulle strade Groviera di Catania interviene l'assessore comunale alle manutenzioni Giovanni Petralia. Dopo le piogge in campagna spuntano i funghi, in città spuntano le buche. Purtroppo è così, ogni qualvolta ci sono delle condizioni meteo particolari con piogge intense i nostri manti stradali subiscono gravi danni. Fortunatamente già da qualche giorno abbiamo, in sinergia con il sindaco, deciso di organizzare delle squadre e concentrarle tutte sulle attività di colmatura delle buche. A macchia di leopardo, squadre delle manutenzioni sono impegnate negli immancabili rattoppi. Qui siamo in corso Indipendenza, ma rattoppi sono stati effettuati anche sulla circonvallazione in un tratto asfaltato di recente, segno evidente che qualcosa non funziona. Niente carcere per Antonello Montante, l'ex presidente di Confindustria Sicilia, coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Con il concordato in appello la pena è stata ridotta e, tenuto conto del periodo già scontato in carcere, non tornerà in cella. Sentiamo Rita Cinardi. Eviterà il carcere Antonello Montante, l'ex presidente di Confindustria Sicilia, finito sotto processo per corruzione. Con un concordato in appello la pena è stata ridotta a 5 anni e 10 mesi, ma tenendo conto del periodo già scontato scenderà sotto i 4 anni, consentendo l'accesso a misure alternative alla detenzione. Montante era stato condannato a 14 anni in primo grado, poi a 8 in appello. La Cassazione aveva però annullato parte della sentenza, escludendo le accuse più gravi e disponendo un nuovo processo per rideterminare la pena.
Nel frattempo l'imprenditore si era costituito nel carcere di Bollate a Milano per poi essere scarcerato in attesa del nuovo giudizio. Da qui la scelta del concordato. L'inchiesta aveva fatto emergere un sistema di presunti condizionamenti su politica e amministrazione, oltre a un'attività di raccolta di informazioni su avversari. Riduzioni di pena anche per altri imputati, l'ex capo della Security Diego Di Simone e il poliziotto Marco De Angelis, con pene sotto i 3 anni e revoca dell'interdizione dai pubblici uffici. E torniamo a parlarvi del ponte sullo Stretto. Il TAR ha respinto il ricorso degli ambientalisti e dei comuni di Villa e Reggio Calabria. Sentiamo Francesco Triolo. Nuovo capitolo nella vicenda del ponte sullo Stretto di Messina. Il TAR del Lazio ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal comune di Villa San Giovanni, dalla città metropolitana di Reggio Calabria e da alcune associazioni ambientaliste contro il progetto dell'opera. I ricorsi riguardavano il parere favorevole alla valutazione di impatto ambientale e gli atti successivi del governo. Secondo i giudici però si tratta di passaggi intermedi del procedimento e non di atti che producono effetti diretti sui territori, una decisione che di fatto conferma il ruolo del CIPES nella valutazione finale della compatibilità ambientale di una infrastruttura considerata strategica a livello nazionale. Dal comune di Villa San Giovanni arriva però una precisazione: la partita non è chiusa. L'amministrazione sottolinea infatti la possibilità di impugnare la delibera del CIPES che approva il progetto definitivo, atto che tra l'altro al momento non è ancora efficace perché la Corte dei Conti non ha concesso il visto di legittimità. Il confronto sul ponte dunque resta aperto tra battaglie legali e decisioni ancora da definire. Condannato a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa, un esponente del clan catanese Mazzei, dopo la sentenza emessa lo scorso gennaio, si era reso irreperibile, dunque latitante, ma i poliziotti lo hanno scovato in un appartamento a Fiumefreddo di Sicilia. Suicida in carcere a Torino il boss pentito Bernardo Pace, trapanese, doveva scontare 14 anni. Sentiamo Simona Mazzone. La sua latitanza è durata soltanto 3 mesi. I poliziotti già da tempo sulle sue tracce lo hanno scovato in un nascondiglio a Fiumefreddo di Sicilia. Per Maurizio Motta si sono aperte le porte del carcere dopo la sentenza emessa l'8 gennaio scorso che lo ha condannato a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa e per altri reati. Da quel giorno Motta, 57enne esponente del clan Mazzei, si era reso irreperibile, ma gli agenti della squadra mobile della questura di Catania, grazie al supporto tecnologico dei colleghi in forza alla centrale operativa, sono riusciti a scoprire dove si nascondeva e lo hanno arrestato, notificandogli l'ordine di esecuzione della pena emesso dalla procura di Catania. I poliziotti, dopo essere riusciti a individuare l'appartamento dove il latitante si nascondeva a Fiumefreddo, hanno circondato lo stabile e hanno fatto poi irruzione all'interno della casa. L'uomo, che non ha opposto resistenza durante il blitz, è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di carte di credito sulle quali sono in corso accertamenti. E al vaglio della procura di Catania la posizione del proprietario dell'immobile dove il condannato è stato trovato e catturato. E si trovava nel carcere di Torino il 62enne Bernardo Pace, che si è tolto la vita in cella. Era stato condannato a gennaio a oltre 14 anni nell'ambito del processo Idra sull'alleanza tra Camorra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, e per il quale aveva cominciato a collaborare con gli investigatori. Per questo potrebbe essere aperto un fascicolo tecnico per istigazione al suicidio. Notte di terrore nel Ragusano tra Comiso e Acate, nel mirino una gioielleria e 2 sportelli bancomat. Veronica Barbarino. Notte di paura nel territorio epparino, dove 2 distinti episodi criminali hanno colpito Comiso e Acate, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione tra i residenti. 2 i furti. Il primo si è registrato intorno alle 3:30 del mattino a Comiso, quando il forte rumore di un escavatore ha svegliato i residenti della zona. I malviventi, con il mezzo pesante, hanno sfondato la vetrina e la saracinesca di una gioielleria, ma nonostante la devastazione si sono dati alla fuga, senza riuscire a entrare
entrare all'interno del negozio. Uno shock per il proprietario dell'attività, che ha accusato un malore che ha reso necessario l'intervento dei sanitari del 118. Poco lontano, mezz'ora dopo, intorno alle 4, un secondo colpo veniva messo a segno. Questa volta ad Acate, dove un gruppo di 4 persone, uno dei quali armato, ha preso di mira gli sportelli ATM della banca Unicredit. Anche in questo caso i malviventi hanno utilizzato una ruspa per tentare l'assalto. Secondo una prima ricostruzione, il comando avrebbe pianificato nei dettagli la fuga, utilizzando diversi mezzi. Si contano infatti 4 automobili e un furgone, con cui si sono dileguati rapidamente in direzione del castello di Biscari. Per rallentare le forze dell'ordine, i criminali hanno bloccato la strada tra Vittoria e Acate con un mezzo pesante. Questo ha provocato un incidente che ha coinvolto una pattuglia dei carabinieri diretta sul posto. I militari, fortunatamente, hanno riportato solo lievi ferite. Le indagini sono attualmente in corso. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle 2 zone nel tentativo di identificare i responsabili di una notte che ha scosso l'intero territorio. Adesso una breve pausa, tra poco. Catania non ha ottenuto il titolo di capitale italiana della cultura, ma il sindaco trantino non vuole fermarsi, ha deciso di convocare operatori culturali e associazioni per dire loro il progetto, il dossier va avanti. Sentiamo Desiree Ferlito. Catania sfiora il sogno e resta a mani vuote. La città etnea non sarà capitale italiana della cultura 2028. Una corsa entusiasmante, un progetto ambizioso, ma il traguardo sfuma all'ultimo metro. Ad aggiudicarsi il titolo è la città di Ancona. Facciamo i complimenti al capoluogo marchigiano, seppur convinti della completezza del dossier proposto da Catania, che deve riprovarci. Il commento del presidente della regione Schifani. Gli auguri ad Ancona arrivano anche dal sindaco di Catania Enrico Trantino. Il percorso intrapreso non si ferma. La candidatura non era un punto di arrivo, ma un metodo che intendiamo portare avanti con determinazione. Un dossier capace di raccontare una città viva, pronta a scommettere sulla cultura come leva di sviluppo, sulla rigenerazione urbana e sui giovani. Un progetto che aveva acceso entusiasmo tra istituzioni, associazioni e cittadini. Non è bastato nemmeno l'appello dello showman Fiorello, testimonial illustre della città etnea. E tra le riflessioni, la ragione della sconfitta. Potrebbe aver pesato anche l'esperienza recente di Agrigento, designata capitale italiana della cultura 2025, ma segnata da difficoltà e criticità nell'attivazione dei progetti. Resta comunque la consapevolezza di aver acceso un riflettore nazionale su Catania, sulle sue potenzialità e sulle sue bellezze. Adesso la sfida è non spegnere quell'energia e Catania ancora una volta dovrà dimostrare di saper ripartire. E adesso a Palermo, dove lo sport diventa uno strumento concreto per combattere la dispersione scolastica e favorire l'inclusione. Il progetto si chiama To Me A Me. Sentiamo ancora Desiree Ferlito. Circa 200 studenti coinvolti, 30 dei quali in maniera continuativa. Sono i numeri del progetto sportivo To Me A Me, attiva all'Istituto Comprensivo Perez Madre Teresa di Calcutta di Palermo, in un contesto segnato da fragilità sociali. Un'iniziativa pensata per favorire inclusione, aggregazione e crescita personale, offrendo ai ragazzi uno spazio pomeridiano alternativo e formativo. Questo sicuramente è un valore in più. Lo sport unisce, lo sport fa crescere, lo sport migliora l'inclusione e chiaramente per noi è fondamentale. Protagonista del progetto anche il badminton, disciplina introdotta grazie alla collaborazione tra Life and Life e l'associazione sportiva Piume d'Argento. Abbiamo coinvolto tantissimi bambini e bambine in questo sport, che stanno portando avanti e che stanno facendo con grande sacrificio e con grande comunque interesse. Finanziato dall'assessorato regionale della famiglia, politica e sociale e lavoro, To Me A Me ha scelto il badminton anche per la sua diffusione tra gli studenti di origine bengalese presenti nell'istituto, per valorizzare le culture nelle scuole e favorire l'inclusione attraverso lo sport. Un'iniziativa che guarda lo sport come strumento educativo e sociale, capace di creare opportunità e costruire futuro. Adesso una breve pausa e poi il calcio.
Eccoci al calcio. William Viali, il nuovo allenatore del Catania, è stato presentato in mattinata dalla dirigenza rossazzurra. Il tecnico ha parlato del calcio che vuole fare, delle sue idee tattiche e di quello che vuole consegnare al gruppo in vista dei play-off. Ecco le sue prime dichiarazioni nel servizio di Marco Carli. Gavetta, quella che ha fatto in carriera, ed elasticità nella sua interpretazione del calcio. Sono le due parole che caratterizzano William Viali nella conferenza stampa di presentazione in cui è stato accompagnato da Grella, Zarbano e Pastore. L'allenatore non guarda le scadenze di contratto che lo legano al club fino al giugno 2027. Onestamente non sono in cerca di un contratto, sono venuto qui per sognare. Questo è il mio obiettivo. Pretendo dai miei calciatori, perché ce l'ho io, una grande ambizione. Per me il Catania calcio sono questi 3 mesi. La dirigenza parla della scelta su Toscano, maturata nel tempo e non nell'ultima partita. Poi si torna a Viali, la difesa a 4 è nelle corde del tecnico, ma Cosenza ha giocato a 3. Quello che gli chiede anche la dirigenza è un gioco propositivo. Che è un po' la mia caratteristica, delle mie squadre, di quello che faccio normalmente nella mia metodologia, una cosa che a me piace, e perché credo che questa squadra abbia un potenziale offensivo di un livello altissimo per questa categoria. La corsa di Viali è incominciata, l'obiettivo sono i play-off. Io sono un allenatore molto elastico nei numeri, cioè mi piace che i miei calciatori sappiano muoversi molto dentro il campo per mettere in difficoltà l'avversario e cercare di avere una fluidità di gioco più semplice. Tutti sanno e devono sapere che quando vengono a Catania in Serie C, per la storia, per i nostri tifosi, bisogna competere per vincere, questo è assodato. Ma non deve essere un assillo, perché l'assillo può portare anche a limitare le prestazioni del singolo. La Lega Pro ha ufficializzato le date di play-off e play-out per la stagione in corso. Si comincia il 3 maggio con il primo turno della fase del girone. Si chiude il 7 giugno con la finale di ritorno. Il Catania, chiudendo al secondo posto, entrerebbe in scena il 17 maggio nel secondo turno della fase nazionale. Andata in trasferta, ritorno in casa. E adesso parliamo del Palermo. Il Palermo pareggia al Barbera 2-2 con la Juve Stabia, prestazione incolore per la formazione siciliana che non approfitta del pari del Monza. Per il rosanero gol di Poyampalo su rigore e Bani. Marco Gullà. Cortocircuito, il Palermo al Barbera non riesce a mettere dentro la 10ª vittoria consecutiva in casa. Contro la Juve Stabia finisce 2-2 e i rosanero sciupano la grande occasione di accorciare verso il Monza che ieri ha pareggiato a Reggio Emilia. Nel turno infrasettimanale il Palermo quindi arresta ulteriormente la sua corsa dopo la debacle di Monza. Una vittoria avrebbe riacceso la speranza di promozione diretta e invece adesso la formazione di Inzaghi rischia di vedere scappare anche il Frosinone che, se dovesse battere oggi il Bari, andrebbe a più 4 sui siciliani. Una partita rocambolesca quella di ieri sera. Il Palermo è apparso flaccido e con poche idee, senza quel carattere che Inzaghi ha tanto elogiato in queste ultime settimane. Andiamo alla cronaca. Al nono Okoro viene atterrato in aria da Iorone in uscita e il direttore di gara segna calcio di rigore dal dischetto. Leone fa 0-1. Il Palermo senza Ranocchi arranca, gioca a rallenti. I campani invece vanno di ripartenza. Al 40° rosanero però vicini al pareggio. Il colpo di testa di Segre quasi dal limite dell'area si infrange sull'incrocio dei pali. Inzaghi nella ripresa mette dentro l'Eduaron. La squadra inizia a girare meglio. Al 60° fallo di Confente su Bani. L'arbitro viene richiamato al VAR e assegna calcio di rigore che Poyampalo trasforma con freddezza. 1-1. L'inerzia cambia. Dopo pochi minuti Ceccaroni colpisce la traversa ma trova pronto Bani che con un tap-in vincente di petto fa 2-1. Cambia tutto, ma non è finita. Il Palermo appare fragile in difesa e così Mosti, lasciato tutto solo, la mette al volo sul secondo palo per il 2-2 definitivo. Doccia gelata per il popolo del Barbera nel finale. L'assalto rosanero non porta a nulla, un pari amaro per la banda di Inzaghi. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.